Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, ha espresso il suo rammarico per la posizione assunta dal Veneto con Lombardia e Piemonte riguardo la revisione della direttiva europea sulla qualità dell'aria durante la seduta a Bruxelles dello scorso mercoledì. La Commissione europea ha proposto una nuova direttiva con limiti più stringenti per la concentrazione di PM10 e polveri sottili, con una progressiva attuazione a partire dal 2028 e piena implementazione nel 2030. Le tre grandi regioni del nord Italia si oppongono a questa proposta, affermando di condividere gli obiettivi, ma sostenendo che l'approvazione non tiene conto delle specificità territoriali. Baldin ha commentato in modo ironico che le tre regioni amministrate dalla destra da decenni non accettano di abbracciare la transizione ecologica richiesta più volte dall'Unione Europea come condizione per ottenere i finanziamenti considerevoli del PNRR, rischiando ricadute occupazionali. Secondo Baldin, in Veneto si continua a rimandare la discussione sulla propria mobilità, preferendo l'uso dell'automobile anziché il trasporto su rotaia, accentrando il traffico automobilistico privato, incluso il trasporto merci, invece che sul trasporto pubblico locale. Posizioni contrarie che non sono sfuggite a una cinquantina di esperti scientifici, ricercatori e professionisti del settore medico, i quali hanno inviato una lettera al governo Meloni chiedendo di dare il via libera alla nuova direttiva, un appello che secondo la consigliera regionale va ascoltato e conclude Baldin affermando che il Veneto negli anni ha stanziato 900 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria. Ora con queste posizioni ufficiali si contraddice definendo irragionevoli e impraticabili gli obiettivi europei rispetto alle altre macroregioni, pur di continuare a non rivedere il proprio modello di sviluppo industriale e infrastrutturale.